Ma siete figlio? Ah, io sono Filumena Marturano, non ho bisogno di parlare. Voi siete giovanotti, avete sentito parlare di me. E me non ha già dicere niente. Ma è fino a quando tenevo 17 anni, sì. Avvocato, e sapete chi li vasce? I bassi. A San Giovannino, e Virgine, a Forcello, e Tribunale, o Pallonetto. Nera, affumicata. A 2 stagioni non si respira perché la gente è assai. E a Vierno freddo fa sbattere i denti. A dove non c'è sta luce manca a mezzi giorni. Io parlo napoletano, scusate. Dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne è gente? A dove è meglio freddo che calore. Dintano Vascechilla, vicolo San Liborio, ci stavo io con la famiglia mia. Quando eravamo una folla. E la famiglia mia non sa che fine ha fatto. Non voglio sapere, non mi ricordo. Sempre che faccio voltata, sempre in urto l'uno con l'altro. Ci coricavamo senza dirci buonanotte. Ci svegliavamo senza dirci buongiorno. Una parola buona mi ricordo che mi ha detto mio padre. E quando mi ricordo tremma. Mo' per t'anni. Tenevo 13 anni. Mi dicette, te stai facendo grossa. E qua non ci sta che mangiare. Lo sai. E oh calore. Oh calore. A notte quando si chiudeva che la porta non si poteva respirare. A sera ci mettevamo tutto quanto attorno alla tavola. Uno piatto grosso e non sacce quanta forchetta. Forse non ero vera, ma ogni volta che metteva la forchetta dentro il piatto mi sentivo guardare. Mi pareva come se mi avesse rubato che lo mangiava. Tenevo 17 anni. Per la strada passavano le signorine vestite bene, con belle scarpe. Io guardavo. Passavano sotto al braccio dei fidanzati. Una sera mi incontrai una compagna da mia che manca la conoscette talmente stava vestita bella. Ma già, forse allora mi pareva bella qualunque cosa. Mi dicette, uè, ma tu perché stai a così combinato? Vieni con me, vieni con me. Così, così, così. Non dormette tutta la notte. E conoscette a te, là, ti ricordo, che la casa mi pareva una reggia. Tornai una sera a vicolo San Liborio, col cuore mi sbatteva. Pensavo, forse non mi guarderanno più in faccia, ma mi terranno fuori la porta. Nessuno mi disse niente, anzi, chi mi dava la sedia, chi mi accarezzava. E mi guardavano come a una superiore a loro. Mi guardavano come a una che mette soggezione. Solo mamma, quando Aietta ha salutato, teneva gli occhi pieni di lacrime. A casa mia non ci tornai più. Non l'ha già accisa, figlia. A famiglia, a famiglia. E ci ha già pensato per 25 anni. E va già cresciuto, va già fatto uomo. Ha già rubato a essa per crescere. E vabbè, ma basta. Certo, che dovevate fare più di quello che avete fatto? Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non saccio leggere. E ve la leggerò io stesso. Ah, se n'è andato. È carattere, non ha capito. Domani passo io per il suo negozio e gli parlo. Voi me ne potete venire con me. La casa è piccola, ma ci entriamo. Là c'è sta pure un po' che lucidelle. Chi le bambine domandavano sempre a nonna, a nonna. Io me lo ricevono a fessaria, me lo ricevono altro. Io quando arrivo e dico a nonna, la sento piede rotta. Andiamoci. Sì, vengo con te. E andiamo.
Un momento, scendetevene insieme. Tu aspettami a Bascio Portone. Sì. 10 minuti, devo dire una cosa a Don Domenico. Sì. Allora, presto, presto. Voi scendete? Sì, t'accompagno. Signori a tutti. Io mi sentivo una cosa. Sì. Perciò volevo parlare. Sì, perché io ero antipatica, avete visto? Per Uccerino è andato poco, ma si succedono la prima. Per Uccerino. Avvocato, scusate, 2 minuti. Signora, io me ne vado. No, 2 minuti solamente. Mi fa piacere che ci siete anche voi dopo che ho parlato con Don Domenico. Accomodate. Abbiate pazienza, avvocato, mi dispiace. Non so. Va bene, grazie.